Auspician Ale Pareila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ciao ciao, come state? Benvenuti a Le Pareila Fare, la programmazione della famiglia piemontese Adolfo Barale, Gamba Lunga, Sila Freire, Córdoba, l'Argentina, e che con la programmazione 164 da Le Pareila Fare. Come tu stai, Paulino? Come va Paulin? Come sta tutta la nostra cara audienza? In che un'altra volta qui che non si abbatte il tacun. Però come farai, Paulino? Arrivatela un po', ciacciare un po' piemontese, e che alla Ruana è proprio dal cielo una visita, Paulino. Un altro regalo che andà sempre la piemontesità. Proprio farai. Ieri avevo in giro e lui ma piano per la cua di ben per sia ciacciare un po' se maniai. Lo disuma sempre, quando arriva in Piemonte sia Freire o sia Antonio Freire, lo la sua pasca. No, saben quando ma pieno. Con nosotros desde la parte del Piemonte, casi ahí con el límite con Francia, Constanzo Rogero. Rogero, come chiama la gente? Ma laggiù c'hanno i Roger, mia famiglia. Mio nonno era grosso, tripassù, chiamava un Django grosso. Oh, ma dove? Allora mio bisnonno, no, neanche mio fratello era... Ben mangiato. Sì, era più pesante che me. Tu paese, tu pueblo allá, come si chiama tuo paese? Il paese Melle. Mel. Bien. La regione da Cuni. La regione è Piemonte, ma la provincia è Cuni. Mele alle piazzate la pianura, la montagna, tra me la pianura e la montagna. È lì all'inizio della montagna, niente insomma 700 metri sul livello del mare. E la terra in Mele a cosa sdobra, insomma per produzione? Produzione, niente fuma picche d'auto e fen. Fen, sarebbe lo che noi ve le diciamo leno, fargolo, proprio. Mi difatti come esempio in agricoltura insieme alla partita IVA agricola la produzione di piante da foraggio. Il foraggio? Foraggio. Il foraggio. Ecco. E dopo con quel fen lì che produce, lo vende o lo dovre uiaiti per farlo mangiare le bestie che leve per lì? Se mangia lì la zona. Fanno il rotubale, sai che il roto? Ora è tutto rotoballe, fino a una trentina d'anni fa era il balle le licite rectangular, así que no hacen malo fardo, hacen los rollos, come lo chiamiamo acá. E dopo hai detto qualcosa fuori per chiamare su pa o no, su ma per macchina fili? Fuori se tenendo al nostre parti. Tutto renta al quatà. Todos guardano. Sopra il tetto, insomma, tutto sotto i capannoni. E Mele è un paesotto grosso, diciamo, per vari abitanti. Penso, ma mia che fanno 300 abitanti, preciso, sì. E da lì alla frontiera con Francia? Ma penso che saranno 50 chilometri. 50 chilometri, ma o meno alla 50 chilometri in linea d'aria o per le strade, però si da calcolare che monte su da 700 metri arriva a 2744 col. L'ultimo tocco part e 10 km calcola che da Cianal, l'ultimo paese, le 1400 metri arriva a 10 km a 2750. Un tarrampie, diciamo, per monta 15%. 14%. Leve commercio con Francia, sì. Ma il commercio niente in nostri paesi, no, è tutta la provincia che ha il commercio con la Francia. Ma uieti alla nazione Francia deve passo insomma, per voi sconto, sì. Sì, diciamo che ni allora che fai il mettere avanti, poi in Francia. E anche esempi i mobilifici, chi che fa mobili, lì vicino lavorano tantissimo con la Francia, perché è meno smercio in Italia e quindi vendono tanto in Francia. Ora
parla giusto dal travaglio, del mestiere che fa. Cosa fa dire? Perché ora sta in pensione, insomma, già sta jubilato, pensionato. Ma Meno male perché tra io 43 anni, penso che 43 anni di SNES, 43 anni o che hiciste? ¿Cómo es la vida, la gente? mi facevo trasloco. Traslo, e diciamo così, fa dire il San Martin alla gente. E San Martin, però senti di veni a prendere San Martin, lo senti ancora da una persona che ha 80 anni, Ah, perché ieri ti hanno perduto il nome del San Martin, anzi, San Nenco del D. hacer el San Martín, como lo contamos algunas veces, es hacer la mudanza, que tiene justamente un porqué. Se decía hacer el San Martín. Así que el señor tenía una empresa de hacer mudanzas, hacer el San Martín a la Il San gente. Martin. E ora la fai del San Martín ve le sia all'Argentina o la macchinetta di visita, diciamo per Ma per il momento ma sì, e con entità radis. Alla piaciuto, te gustò l'Argentina? Ah, è proprio sì. Lo che dico, picche dal, picche le belle le persone, è tutta un'alta accoglienza, cioè, specialmente niente che sono a provincia di Cuneo, sono a Pissarà, come maniera di pensare, come tutto. Cioè, mentre invece sì, è proprio un'accoglienza spettacolare. E cosa mi avete trovato piemontese, ve le sia, scusa, parla in piemontese. Ah, mi l'altra mattina che ero lì a Portegna, quando Edoardo l'ha detto, guarda che io e i miei parenti vengono lì al bar e ho trovi a il caffè parla piemontese. Mi sono arrivato, erano 10 persone che parlavano piemontese e dico, ma sì, insomma, almeno... Insomma, per Piemonte, alla propria mia per Sì, però insomma che il Piemonte gavad le valade o limite salute per parei differente si parla più poco il piemontese. leggiamo appena lenga campagna. Le partusse. E anche così all'indomani, almeno per Tipo le città grosse, Torino, che per carità, sente, spagnolo che parla piemontese. Insomma, parai, ora che insomma cammina a parlar en piemontés, sí, y que allá, bueno, se está perdiendo un poquito. Nosotros acá le metemos un poco de castellano al piemontés, le pegamos una tarducada, como Parei mi decimos. capisco poche cose. Guiaite, ustedes le ponen también el francés, que al estar tan cerca le entró al piemontés, el francés, chi parole francese alla vintran drinta al piemontés a Guiaite? Sì, ne tantissime parole, insomma, del francese. Che Guiaite gli dovre tutti i dì, insomma, parai. Alla vintran drinta al piemontés. Tipo di sì. In Francia si dice ici, ma vuol dire la stessa cosa. E una I differenza, ma Guiaite la dovre. sì, Eh? insomma sì. In Francia dicono insomma ici. Non è che dicono insomma, ma sì, sì. non so ici, se dice in francese. Però, La vintran francese drinta al piemontés. ma perché Per insomma, forza, diciamo. E in hai tanti che studio lingue che dicono che il piemontese è quasi un frelo dal francese finché si imprende l'italiano, per fare una comparazione. sì, ma anche perché penso che il piemontese si senti vicino al francese che vicino all'italiano. Cioè, Sì? penso che sia un po' tutto il piemontese che le parparei. Il piemontese, ma a parlarlo a rabastare un po' la lingua per farsi scutere bene, insomma, per lei, è abbastanza ramba il francese. Sì, però comunque se parli piemontese che va a San Francia, vista la qualità di francese, che non è oltre alla sua lingua, No, capisco niente. capisco neanche. Capisco niente. Beh. Perché To paesone lì è mele las dimene. Mele. Gente passa da abitanti, insomma, parai. Cosa ne è? Ne è fabbriche, ne è qualcosa più no, bello? fabbriche no, però una grossa azienda che lavora diciamo, anche a livello europeo, manda anche roba mia in America, che tra l'altro mi l'hai venduto al capannone dove tenevo i camion e tutto, che si chiama la Valverde, è un'azienda, diciamo, una cooperativa agricola, Ah, sì. fa tutte le bustine di tisane. Cosa sei? Le tisane le long che buttes tipo fai al tè, però le piante,
le piante aromatiche, la viola, tutte le piante che esistono, tutti gli essiccatoi, ma è una cosa che insomma la capanon penso per 4.000 metri il mese. Per dire in Castilla serían los saquitos de té, el Exactamente. gustín y los sobrecitos de té. Però no té, no, qua erbe aromatiche. forse la camomilla, la canamia e tutte le erbe aromatiche. Sì, la camomilla, il boldo, tutte le cose. Ecco, perfettamente. La menta. Menta travagliano in tanto, per esempio taglia tutte le piante che sono, le piante sarvaie, le fai sicché, le modifica, travaglia tanto per le industrie che fanno prodotti blessa, quindi la roba lì viene portata tutta a Milano, anche le fabbriche lì, cioè le un'azienda che comunque le visse tantissimo, perché se no il mel gavate tu che fa un po' che fa formaggio, cioè e niente che fa un traslochi era niente. Format ne fan col format di quando la contame che fanno la festa del Tumì per invece parei per proprio si farei perché fanno la festa del Tumin che se sbaglio non capita verso il 15 d'agosto. Al 15 d'agosto. Che è il periodo lì, mi ora preciso lo sai neanche. E per cosa fanno la festa del Tumin? Il Tumin era poi una cosa che per i piemontesi hanno portata questa lì, tagliavo lei, facevo la quagliata come lei, e dopo facevo il Tumin e lo mangiavo tanto. Il Tumin, niente, le informacce, si chiama proprio il Tumin del mele, le informacce, però le fai con l'ai cru, cioè non fai per scaudere l'ai. No, belle sicuro. Appena muso, i butti il caica lì del... Ormai glielo lì, una volta si piava la bile del cravotto. La bile della crava. Del cravotto. Era una fe che era cedi, erano centine nella squadra, aspettava se che mi ricordo un po' quando ero a mio nonno vendeva i cravotti, mi piuravo, però dopo piavo lo lì, lo facevo un secché e se ne buttava a sbrisare proprio ma pochissimo, un gramma ma neanche per tagliare per fare así che usavano la bilis ora invece le prodotto di insomma industriale. Bene sì, anche in era e per scoprirlo diciamo scusa per scoprirlo con una pianta che si chiama il cardo selvatico, è una pianta che comunque fa fermentare l'ai, però sarebbe pinento del mese. No, bene sia duravo con il limone, il limone è una cosa che fa la quagliata. Fa cocquaiare. Sì. Che il tumin lì dal mel dopo come si mangia? Ma ad esempio si mangia sia fresche per farlo col bagnetto verde, che per è una cosa del Piemonte, per mangiarlo con le patate biglie, che le torna un'altra specialità. E se no lo lascia stagionare un pochettino insieme alla tela di linceul dei niente la chiamavano la tela di ortiglie quella spessa che da sia sono cugette per ti sai che Bellesì ti dices con il bagnat verde Bellesì la costura dei piemontesi una volta che era fatto il tumin lo condimentavo dopo con d'asile deli va bene con l'asile deli anche il pepe, no? È un po' terra. L'asilo un po' meno, però Eli e Terra va bene. Una palabra que Constance nos dio que a veces sin querer lo que decimos, yo no sé hablar en piemontés, dice, y el bañar, una palabra bien piemontesa que la usan ellos y la usamos nosotros todavía, porque no tenemos otro significado, otra palabra para eso. Es que lo dicono in Castiglia, almeno per esempio la pamparenga, capo. Per esempio, mi lo fu tanto a caldo il bagnetto verde, e lo fu abbastanza piccante, mi tu hai un po' di non so. Perejil sería. Bien. Belelia, tu paisot, sicuramente, alas dime che era un post che hai in fiume, in val, lì che passa leva, le bun, le grama.
Vogliate due pie leva, l'anda fem pur leva corrente. Niente, normalmente, esempio, a mia Camila è il pus, per lei una fontana buonissima dove non tutti a pieleva che lei a 30 metri da qua. E però insomma, gli leva l'acquedotto, cioè leva tanto le bune. Alla fioca. No, ma vende le fontane lì vicino. Ogni paese la fontana o due va finito l'acquedotto e poi vengono buttate le carte. Però siccome mi sono distante dal paese, la in l'acquedotto. Ah, bin. Se me lo portano, però cioè, mi la il posto, la in perché vedeva sotto terra, perché leva da sotto terra, vede mettere vent'anni in giù. Ma senti, penso che in tal paese sarà in amiche là il bus. Quando non mi fai il bus, mi sembra che sono andati giù in due l'altro leva le a 1 metro, poi sono andati a Tartes, mi sembra che chiaro comunque le di 6 metri. Di 7 metri. Però si trova già più alta perché comunque i passanti il fiume lì che È una domanda, lei come si, ti quante ti fures, che fa una perforazione, che fa un pertusto, fures per tua leva, la prima eva che treves, ad esempio più lunga che se ti vas a basso. però va a base per avere la riserva, Per avere quantità. per avere quantità. Però delle volte ve le sia almeno noi, per esempio la zona che insomma, quante ti vas a basso, per avere quantità a ven peso, peggiora la qualità. Sicuro, Comparai la gente. compareva sì. Así que bueno, él normalmente el agua que sale, que viene de la montaña, digamos así, de subterránea de la montaña, termina en la fontana. La gente va a buscar ahí directamente el agua y bueno, hay un poco de acueducto también. Pero él dice que seguramente es el único que tiene un pozo, como se usaba una vez acá. Nel paese sono l'unica, El pozo, sappio me poi. el pozo para sacar el agua y coincide también más o menos con lo que normalmente pasa acá. El agua está a 7, 8 metros, pero después hay que perforar más abajo y corres peligro de que se amala el agua y te contamine la otra. Pero el agua buenísima. Ne pies deva poche niente, diciamo per Vabbè, un bimbi con te. Ne pies poca è. abbiamo un test che è vicino alla Francia dove leva fresca col pastis. Leva fresco con il pastis. Ah, Il pastis più o meno parlavo insieme a chi è l'idea che è una roba che si smia alla genco, no? Più o meno una cosa per una volta sì era due piemontesi che venivano vendendo in tocca a terra e la via il filo de fer tenía los alambrados, la via il mulin, perché aveva la cabina, tutta una cosa bella e lanciamaie per leva. E leva che tala le bunga sei pa, mai stala. più o meno. Así que bueno, no la avevo provata nunca. No, ma mi veramente mi passo tutto l'arco dell'inverno, leva che stile in bicchiere, però no, poco. Vuoi leve vigne lì a Ramba? No, Producono a Ramba è insomma una decina, 15 chilometri lì a Custiole se ne fanno il vin? fanno un tipo di vin, se fanno il Quaian che è un vin dus da mangiare con i dessert, con i dolci. Poi fanno un tipo di Nebbiol, per la zona del Salissès fanno il Pella Verga, fanno due o tre tipi. Vin. Sono non proprio vin di altissima qualità, Però Ma tutti lì avanti, insomma. insomma che appunto in quelle zone lì, le anti liber antic, una volta, liber che parlo di romano, una volta era Iulio, quindi se vede che le nen che sono mancamente in doma ora il caut, che una volta magari era già caut come le ora, Come le ore. perché se era Iulio, se diciamo che il tempo parei a fare un cambio che alle sì, per carità, Sì. di gittare romana manga, no, quindi, però alle patate come si dice, Esatto. penso poi stesso. esempi niente, una cosa che sono torno a trovarmi benissimo, che per una butta della Coca-Cola o leva più il tappo lo butto lì. Sì. Niente Roma, ora la fai la legge che il tappo l'anfil che le tacca. Per dirlo, Per pas dirlo. Però ti deve la butta, bevi vedi che abbia due mani, perché con una mano nel tappo e con l'altra beves. Se no, No, ma le pazzesche, se no vuoi il naso. vuoi spettacolo. Ah, vabbè.
E in parlando pare che l'ha detto che una volta era gli ulivi, che lì a Randa in hai piante d'uva, ma per dire, ti la scontane che vive in campagna, in una can campagna, dantur dalla casa, in hai piante di frutta, piante d'uva, piante la gente, Dua poc. Per esempio, mi antel curtir che l'hai in Nasa Cal avrai 4-5 arbut pumè, l'hai prus, l'hai brigne, se ne come chiami voi. Barniempio, Barniempio. Barniempio, Siruela stiamo Siruela. Ecco, Cioè, mi nai, non lo lì vettandeggi un po' più basso perché l'ha da manca di caut. Ah, L'hai per sé ne sarvai, sì. però gli venga roba per fare Buona. buona. Ah, beh, mi do niente, E fas il dusco qualche o se ti riesci a mangiare tutta la frutta. ma mi la mangio nel. Ah, la mangi spa? No, la mangio nella fretta. Mm. La mangio pochissimo. Pochissima. Pochissimo. Ma- Se le pacca la pianta che le mura, io lì la mangio. Però Ma che Drisela al frigo e dopo che aveva lì per mangiare. fu le marmellate. Ah, E poi l'anno dopo le c'è pure il campuia perché mangio poco. ah, neanche mangia spalla parlava, Che cosolina, se, non è che mi piace, ne mi piace. palla abitudine mangiare. Delle sicco in campagna la gente pianta pare piante come era un cammino con te, che con un po' tutto, come dice te, delle sì, il pum, la manzana, il pumea vengono qua tanto, però se Niente le proprie, viene un pibun da niente che c'è in pianura, perché è la bassa temperatura tra il dia e la notte, e quindi cambia i farani proprio. fa bene. Insomma che i piani in sé, tutta che roba lì che avanti a del danno, in aie o in aie pa. Mamma mia, gli ne finita, niente ma le penase che se ne come si chiama. La cince verde si chiama in Castiglia. Eh. La pinassa è una Sì, una parete, sì. compresa. Che quando mi ero masnai ne era pochissime e ero verde, ero mimetizzato, ora invece sono marron. In aie Tantissime. Quelle Ora la sì. metà le coccinelle che smia che devo io e perdi un po', No. però se sa. Bene, sì, ora camminca, batto un po' la soia, anche al tempo sì, e ora attacco a Alle stagioni, insomma. Voi contente che una volta in aia era qui. Una volta la zio tanto danno, la zio la soia e diventava ma se 2 volte minimo, 3 volte, Invece niente, una volta, ma mi quando ero masnà, ero sbunga di dine sinen, 3 o 4 in tlasmina. Dappertutto dappertutto. Ah, come. Come non è che niente con la ciacciarando ma avanti andare fumatetti che Andiamo avanti. questa cosa. Ma Pirula la scontà è che hace la fiesta del Tumín el 15 de agosto, il 15 de agosto. Più o meno la fanno lì. Cosa fanno in questa festa? Fa diciamo parare una gara tuma perché la gente va a testare o fanno I produttori vanno smettono lì con i tomen, col band del tomen, con diversi produttori proprio che hanno le vacche per fare le svacche, magari fanno ancora i tomen. e Yeki Dunca sicuramente al Pibun gli danno un premio, qualcosa, hai un bal. Penso proprio a te, sì, col bal. Sono talmente vicini che io un po'. Guarda, un po' che niente. Una differenza, Sono tanti anni, scusa, sono tanti anni che fanno sta festa, sì, penso che sarà 40 anni. Ah, ma dai. Ora almeno, Serenetti. una differenza tra la tuma e il tumin, perché delle volte noi piemontesi dell'Argentina diciamo la medesima con gli stessi nomi. Hai una differenza? Il tumin praticamente l'è in formato che l'è in fight fresco, stagionato, però l'è in formato cheat e va consumato diciamo per giro una settimana. La tuma invece è una cosa che deve essere la stagione e la mangerà spedito del mese. E la forma quella è più o meno la medesima? Penso te. Per esempio in mia casa hai la tumera, come la chiamiamo, che è con la griglia tutto intorno. Allora mi quando catto il formaggio, pio la forma intera
Anche se vuoi un Val d'Aosta che più la fontina, ok, mi più la formentera, poi la stagione un comì, i 2 o 3 mesi, ampliano anche per stiamo mangiare, Ah, che diventa tutto più buono. bene, bene. Ah, perché i vicini è composto dove fanno il formaggio, l'alta vallata dall'altra parte, che si chiama Castelmagni. Castelmagni. È il formaggio, che è come, diciamo, ma Alla döia, drinta, color, cosa là? no, il formaggio sarà tipo fesso al parmigiano, Sì, eh? ma è un formaggio buonissimo. Guardati. El- Scusa, che Castelmagni sarebbe praticamente Cocchiel fa parte della tomba, però il stagionato. le, le- Per il gust dei piemontesi là il formaggio diventa che sia un po' piccante o che sia pareil no, l'ingerno. l'ingerno, L'ingerno. gli è pochi che mangiano piccante. Pochi che mangiano piccante. Ah. Ora, diciamo, al mercato in cammin che cambia, difatti, è tanti che vedo che con i tomini mettono già la furonina, li prende un po' di 30. peccante, Eh. magari il pever, però le nengono Tutto in commerce. ma per vendi che cosa per forza. En tutti questi dici che la stai bellissima in Argentina già tastato il formaggio nostro? No. Ancora? Ancora, e di cosa strana, con tutte queste vacche, tutte queste batterie, questa stanno tutte formate. Neanche Ma veramente, neanche il salame. Salam se. Ah, bene. Salame già tastarlo e tastane anche era un po' piccantino, veramente buono. Però il formaggio non hai visto, sei qua, Come per me? lo vuoi andare, porti via, tu Via, via, fuma via. bene, sì. Eh? Velocemente, ora giusto che hai parlato, dico che mica parliamo un po' dal formaggio e dai salami. La gente acostuma ancora a fare salame, la gente acostumbra a hacer salame todavía en los pueblitos antipaisot o hay cato subito. Ma Avanti al mercato. il problema è che gli epineni, anche i locali adatti per le sue, gli epineni hanno la cultura di farsi i salami. Ah, da ti. Eh. E dopo là avesse permesso per fare salame, tutta quella roba lì, o se ti la sai Ma crindi di nuovo per no, una sera effetto di salame. ma smia che ora per neanche capitani il cream, in questo periodo sì. Ah, ma dai. Preciso sai neanche perché mai tenuto il cream. Però ma smia che è il problema, perché sta il problema con la peste suina, se chiama, Ma? che la ciappa i cinghiali, se ne come chiama, sì. Cavalì, Il cavaliere, diciamo, il Ah, ciancio salvato. Crin ah. Sarvai, che io ve le sì. Ecco, All'incrusiase e lì la ciappa la malattia, non so pas che sono crosiasse, però la ciappa la malattia, sti cinghiali, e forse la trasmettono tanto ai crini, anche se sono a distanza. Ne hai tanti di questi cinghiali. E tante bestie salvaie che l'hanno portato durante le nostre zone. Mi quando ero masnai era niente, era pochissime bestie salvaie, era la volpe, la leo, ora cervi, caprioli, addirittura lì a mia ca, il leo, il carlò, cioè per niente ni fuori le bestie perché se no la notte a ti porta Ah, E via. per qua combattisse tutti i bestie di Sarvai o le leggi hanno permesso ne? No, le leggi e tutte le persone che pensano che lo lì sia una lì. Sì, sì. Sí, que sí, acá también por ahí con todo el tema está hablando, por ejemplo, que bueno, en la época de unos años atrás, uno podía tener todos sus, digamos así, sus animales, sus mascotas, digamos, quien dice, en la casa, y ahora como que hay que tener cuidado y a la noche cerrarlo, porque hay muchos animales salvajes, que está el lobo, que están todas esas cosas, y a la noche a ti por tu vía. Ah, ti porto via. Y después, bueno, como decía él, el tema de fauna, como está también aquí en la Argentina, que está bastante prohibido el tema de la caza, de todo, de matar todo ese tipo de animales, por más que por ahí a veces te hagan daño, ¿no? Vai derivas a ste decía en la Argentina. Ah, mi sono arrivato a Giobbia, io via Naumerco. No, Marco. Ma sempre girevele sì, lo che noi diciamo la pampa gringa. Ah, mi giro sì, perché tanto sono passi vicini. Sì, sì. Belle sì, la andai fino a Miramarla. Miramar, sono andai a Raffaella, a Girasso, andai a Montero.
cosa la smiate la mare Cordova, la mar drinta la terra saria. Che vedes nen l'orizzont. Ma è profondo. 25 metri al mese, 20, 20, 15, 20 metri. E poco. Ora in cammino in causa perché la quantità più Ah, i fiumi vabbè, per forza. ai campi abbastanza devono drinta Che le alimenta dai fiumi. dai fiumi, se proprio parare. E dopo dico che il sud deva la suta, che causa con la quantità drinta, però Però qui arriva da fuori e forse passa la salinità. Sì, sì. Per forza. E fa pissala ancora. Sì. Ah, Alla fa pissala perché diciamo parai tutto lo che scauda al sole che va via Che con il evapora. sole e dopo lo che sua che va sotto e a vista leva pissala e l'acqua queda cada vez más salada però lì che ha una quantità di sal straordinaria. teneva che loro tanto per quanta gente che patisse per reumatismi, cose lì, tanto si alleva come la pauta, il barro, come diciamo noi in Castiglia, alle medicinali. La gente andasia a piedi, se andasia a piedi, bagna, deva e si sporcava parecchio come pauta per vari, per la salute. adesso. Cambiamo un po' la ciacciarà. Ero caminca en Contaves cadieres en pensión, que está jubilado, como quien dice. Ah, Lo que piensa dopo 40 anni che l'ha travagliato, apenas vive più o meno bien, puede vivir más o menos bien después de 40 años de aporte o la da seguite a trasferire? assolutamente riesce nen a vivi con le pensioni. Diciamo, parliamo di un artigiano, chi la travaglia sotto padron che la in travaglia, allora la una pensione Più o meno buona. un po' più buona. E niente, la una pensione intorno ai 1000 euro, cioè per nen vivi, con le spese che sono in Italia per nen vivi. Tenés mucho, digamos así, el gasto fijo, mucho impuesto para arrancar el mes. Tante tasse da pagare tutti i mesi, appena attacchi, Le credibili. E per cosa è che differenza lì tra un che l'ha travagliata dipendente e un che l'ha travagliata per suo conto? Dici che ti diciamo, dai all'estate meno quantità di soldi o perché le parai ma Ma diciamo che la quantità di soldi che la dai all'estate al padrone del dipendente è un pelin più alta, ma non tutto. diciamo che gli dà meno che sono, bene sì, diciamo un autonomo, ma più o meno, come bene sì, l'Argentina più o meno el autónomo y el independiente. sì, lì che differenza lì. Ah. Tutte ore che c'è in pensione, e tu ma sai come la pensione, Ma no, manca. bien, diciamo parai, tutto che è l'assistenza, la medica, diciamo parai, la farmacia, aggiunta con qualcosa la pensione o niente, manca soldi, diciamo parai. No, beh, e niente, l'assistenza se la da manca che ti fa male o che ringraziando in Italia l'assistenza funziona. Funziona l'assistenza medica. Funziona, anche se ogni tanto fanno da sbaglio, come l'hai visto in confronto a mio fratello, che l'hanno fatto da sbaglio. È l'ospedale più importante d'Italia, però. Per sbaglio il breve, ma di ecco, ben detto. Però diciamo che in totale funziona ancora bene. Certo, le misine delle spaghetti. Tenés que pagarte los remedios, como quien Sì. dice. E se la sta manca comunque te fate in esame, te lo butto magari da sia 2 anni l'esame, quindi partes va a saperlo a pagamento. Direi che poche Il mondo delle paesi, differente, insomma, tra il bene e il male, niente, in Piemonte i nostri ospedali sono ancora a un buon livello. Voi avete l'ospedale lì a Ramba o un ospedale di a 25 km che sono anche in Saron. Le neanche lo Saron, però gli è pieniente, gli è in alta una trentina di chilometri che le a Saviano. E a Cuni che è un bel ospedale, comunque la terapia intensiva, le ha un livello ottimo. Ad esempio, mio fratello era stato operato tutto tagliato per il cuore, l'aveva il vene dal braccio, l'hanno tagliato lì. Cioè, un ospedale. Poi ne è un che è grossissimo a Alba.
che fa parte della provincia, prima di Alba. Insomma, da Mele a Cuni, veri chilometri ne è? E 40, dipende da ma in centro unas 43-45. Ben Arambo. Per niente è distante, ma per niente. E i giovinot che van via, insomma, parai da Mele, i giovinot vanno a studiare la città. Tu no hai so paesot ho visto la città. O visto la città o vanno in Inghilterra o vanno all'estero, ma lo lì è un problema di non ma del Piemonte, De tutto il mondo. tutta Italia. Anche dal mondo, Belsico. Ah. Así que los jóvenes de Italia se van a estudiar y la mayoría se van a Inglaterra, se van a otro lado y no se quedan tampoco en Italia. Ma per dire, in ancora giovinot che ha più il lavoro, il mestiere, non è che ve le si insomma la professione, come dire, per fare l'elettricista, per il meccanico, o una volta almeno. L'unica cosa che vedo che giù le gli elettricisti, perché ora con il fatto che c'è tanta domotica, se ne lasciamo le cose, quindi oppure a tutti magari gli antifurti, le cose lì, l'anda manca del figlio che l'abbiamo studiato, ma sì un giù perché non hanno la testa più fresca e più aggiornata che niente. E a lavoro tu con i pannelli solari? Da niente c'è tanto, niente tanto, cioè esempi, niente almeno ma che può fare leva le lì almeno, però la centrale le tutta un posto la bruciata. Comunque c'è tante centrali idroelettriche. Gente no stava là. Tiene muchas centrales hidroeléctricas. Da insomma roba degli anni 40, 50. Da tempo. Sì. E lui ora attaccano un po' i pannelli solari, però. Tutte gnocche sono. Sono moda por ahí también. Sono moda, però deve a terra c'è sempre después hay que ver también cuánto tiempo dura todo eso, va a ir de tiempo a funziona il titolo lì, perché cosa ne fai con tutta quella roba lì, il desperdicio che le decimos acá, No, ma difatti. Sì, però sono cose che per il momento sono mica sbutto in tutte parti, dopo vai in Roma. Però figlia ora andai tutte le sovvenzioni in Italia. Ora cominciano già a Pinendelle vai. Come dico sempre, il tempo all'encretin andasse via, per io pure seguite a ciacciare come una oretta prima. Non manca tempo, perché sennò nostri amigos. Hoy nos acompañaba Constanzo Rollero de Mele, ahí bien pegadito a la frontera con Francia, ahí bien cerquita, y nos contaba un poquito de su historia, que hacía el San Martín, hacía mudanzas, está jubilado, ya pensionado, como quien dice, nos contó un poquito de la situación actual, que es más o menos también lo que pasa aquí en la Argentina, por ahí, que los chicos se van a estudiar, que es difícil que vuelvan a su pueblo, muchos que directamente no se quedan en Italia, también que se van. Así que bueno, no nos tenemos por ahí que asustar de nuestra Argentina. Pique ringraziete la chacharra que más que agradecerte. Vedes manfei chi salita la gente perché su sia arriva l'Italia, no? Arriva d'Italia, ma chi è che mi conosce mi saluta da là. Se mi saluta un po'. Comentar, Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a toda la gente, como siempre, que tenía Caldil, con Empiaz, que condivide nuestra programación. Se dio el fin a las manos que ven. Sarà parai, sarà fin a las manos que ven. Con mia parte, ringrazielo a Costanzo, come dicevo una volta sì in piemontese, veramente alla state in gus, parlè insieme a Chiel, sempre a fare gus, parlè con te, per quanto io parla con il piemontese là, alle come dicevo l'autardi, sai pacchi, alle per mica lei dico che lei come se arrivasse a un tocco terra da là dal Piemonte le come a me che sono stati ciappata la cosa arrivassi e pensavo che i due parlassero a piemontese però trovate come hai trovato a Portegna una mattina 10 persone per una ciappame a menarmi a fare in giro con la macchina per la dimmi guarda che fuma la battitura lì come facciamo la feira stamattina sono andato a vederla una cosa che non l'hai mai vista in tutta la mia vita la feria dell'animale la feria delle belle però è una cosa che niente
in Europa esiste. Cioè. E veramente noi non passa coparei perché quando incontre le storie come avere la gira non fa immaginare come l'avranno stati la gira i nostri nonni, che cose tutto il tempo andare era triste, già ma mi ricordo quando sono nato neanche da mangiare via, però il problema è che sì, era l'Eva che arrivava dopo un pochi chilometri da sta diga, però era via ventavano di più l'Eva a di su 700 metri a pe per bevi e tutto per fare da mangiare, cioè la via 5 anni la si sapeva, è cose che Conte sa giù di ora ti dice ma sei nato nella preistoria, è un po' tempo. Albani era uno sgabbiotto per parei come al giornale. Scusate. Cioè, mi quando sono nato lì, sì. No, ma fino a quando noi ero gibbele, sì, in Argentina in campagna che cose lì non mi visti, no, ma ieri parei. Il Conte sa che giù pensa che ti sei nato con i dinosauri. Bueno, si Dios quiere, fino alla settimana che viene con un'altra programmazione, Paolino. Sarà fino alla settimana che viene quando non torna sia a battere il tacco. E ringrazio a Costanzo grazie a voi. Quando il bello è lì per sempre l'Argentina, sta massimo ritorno. Bene, tranquillo. fino alla settimana. Ciao. Auspician Ale Pareila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe.